terza edizione, ma veramente già un festival, il più grande d'Italia, ma posso dire anche fra i più grandi a livello europeo, sia come qualità di aquilonisti, ricordo 200 aquilonisti da tutto il mondo, 17 nazioni rappresentate, 4 continenti, e sia come dimensioni, 1,5 chilometri di spiaggia pieno di colori e di aquiloni. Abbiamo varie tipologie di aquiloni, dall'aquilone statico, tridimensionale, come si vede un po' alle mie spalle, delle balene giganti lunghe anche 30 metri. Abbiamo una piovra tra le più grandi al mondo, un aquilone a forma di piovra lungo 65 metri. Stiamo aspettando il vento giusto per farlo partire, perché non ci sta neanche nella profondità della spiaggia. Abbiamo l'aquilone tecnico, abbiamo i campioni del mondo qui che rappresentano la disciplina dell'aquilonismo acrobatico, i giardini del vento, i laboratori. Una grande news che è quella della mostra di aquiloni storici presso l'Hotel Napoleon, e in più, come vedete alle mie spalle, l'altra grande news è quella dei dinosauri gonfiabili messi a terra in scala 1:1. Possiamo vedere il mare di gente che c'è oggi qui a Jesolo, ne aspettiamo ancora di più domani, che sarà il momento clou di questo evento, quando vediamo questi aquiloni giganti. Quello che impatta come dimensioni nel cielo, vedere queste cose enormi che si liberano nel cielo e che lo colorano. Secondo me questa è la cosa che più colpisce le persone che sono qui al festival.